scioppo che fare. Ma che fare quando si ama è male. Un giro io, mica non posso prendere tutto sto tempo. Sì, figlio mio, hai ragione. Ma io sono stato con pensiero, devo capire che io sto con pensiero. Allora io sono gnoccato, secca, meno male che secca, meno male. Poi è sempre sgaibata da vuote con me. È sgaibata, perché tu sei chiuso. Perché tu figlio non puoi? Certo, che te mi cerca, ma tu mi cerchi, e con me ti fate sempre sgaibata, io non capisco. Ma tu essere più vicino a me, figlio mio, o capisci che la tua madre ha bisogno di figli? Tu scudasti questo! Ma io stai venendo ora. Sta a trovare. Sta venendo. Stai venendo che fiotta ma le salute. Lo sai, ma tu sai il nome con il che passa quando io non te vedo? Ne sai niente te, assietta, te Gabriele Giuseppe. Lo saccio io quanto fese, e non do più. Giusto questo. Cerca di accompagnarmi all'aeroporto che va bene, le tua frate. Io ti accompagno all'aeroporto. Ma come che non mi può bene? Io ti accompagno all'aeroporto e me la può fare a pigliare. Ma che significato ha? Allora tu e tu da sei tinto, non c'è niente da fare. Ma che non mi può bene da me? Ma quando mai tu lo dai in questo discorso? Non è vero perché chi ti ha detto frase? È logico, perché che devo là? O quando tu giustamente a me non mi può bene. Non è vero, no, che tu pensi tu che io ti posso vedere ma tu ti può vedere tua frate? È impossibile, se due tagliate. Se tu stesso sangue volete capire. Sì, ma vedo, io ci caso la pecora nivola della famiglia. E tu ti hai comportato sempre male, chi sta in discussione? Ma perché mi hai comportato? Ma sempre che mi fa arrabbiare, che fa? Allora non c'è bene ricchione in questa casa, Quanto me ne E che tu che può fare? Non c'è bene ricchione. Che tu che può fare così? E chi mi dice, un bene mai, mio figlio, un bene mai. Me lo sempre veliano. Ma tu non ce lo zucca. Oh, non capisci che a tutte fatte male. Io non ne voglio. Io ho chiesto come fare, signore. Non ci posso fare in un'altra maniera, né che buone né che dente, come fare? Sono tutte le frate, come combinare per farle stare in pace? Io non lo faccio.
Perciò come fai a donna? Gli ha troppo la bella vera, no? Successo? Manco mi aspettavo. Gli aveva appena dato nozze. Buona sabato. La batteria sa VIP. Ne sono dati addosso. Fatto bene. E quello come fanno? Nicola. Come Nicola? Quel cartoffa? Ma già te ne può. Vabbè, non sai chi come è comandato, chi dava la sossata, poi come annessa. Io con il mio mestiere di cantare, insomma, devo conservare, come si dice, la mia reputazione. Ma che reputazione è reputazione? Chi dà per le cristiane? E poi tu sai che quella che me non la dà a me a essere la pelle di Cavantuano. Ah, io questo lo so, è mio fratello, no? E zio un fango, non ha voluto travagliare ma è naso vita. Sai cosa? Non ti vai a mettere qua a dirlo, perché la panzita poi ti pigliato un po' a te, Tano? Mario, hai ragione che ti dici tu, però mio figlio tu è tornato. Non Sì, siamo pienamente d'accordo, ma tu sai che dopo siamo io e mio fratello, siamo due cose diverse. Ma tu fai stato stato, e chi dava la sua? Ma perché non è vero che va cercando con tutta facile. Sì, va cercando con tutta facile, lo capisco. Allora? Ma che non ha saputo, ci sa fare? Certo, o vicino ci scappa in bocca questa parola, o la derecchio. No, la che è sempre sozzi. Però, tu è tornato. Ma comunque, vai, se no la non spariamo più. Ma lo fa la prossima volta. Vuoi chiamare il suo piacere? Antonio Barone! O venisse di polizia con chissà. Aspetta. No, io ci non me ne pego. Non me ne pego. Si sciamano te, allora aspetta. Ma non comincia ad avere una cassetta. Ecco, c'è una cassetta. La cassetta c'è sotto perché lei è un bravo cantante. Ah, lo so. Sì. Minchia, stasera mi ha fatto un segreto. Ciao! Ciao, come stai? Sei divertito? Ciao! Mi potevi telefonare però prima che ti mettessi Io volevo fare una sorpresa. Salve, buongiorno. Accomodatevi. Oh, finalmente a casa. Caldo. Forse la porca miseria.
secondo che dopo queste cose dalla tasca io... Sei andato a c'è un capo di impazzire. Ah, sento canino, perché io ti organizzavo una festa a San Giuseppe. Ma questa festa quando è? Praticamente la confermiamo per 20 questo mese. In questo tempo mancavamo tanto la spada nella testa. Ma che poi però siamo meglio in piazza, purtroppo tutto soppeso, capisci? E siamo... Ah, tanto ringraziare per lo stesso che la voce buona, a ringraziare che hai un aiutante onestamente che proprio in capito. Questo è quello che... Comunque mi ha finire scrivere qualche canzone, da canzone che ha cominciato. Fatti sta festa, allora che poi noi ci mettiamo alla scrivere, facciamo vedere la tonapote, per le musiche e ne mettiamo un carreggiato a dire. Perché è un testo di pezzo che suona nel mondo. L'ho gradito un po' di caffè freddo. Io lo accancio, perché già sta squagliando un corpo. No, grazie. Grazie, ci voleva proprio. C'è anche l'acqua fresca. Sì, prima prendo un po' d'acqua io. Io senza. Allora Neno, io vado che c'ho un po' da fare oggi, che c'è appuntamento con chi te l'ho comandato. Vabbè, allora ciao. Ciao. Ci vediamo domani, va bene? Questo mettiamolo qua. Questo vestitino mettiamolo due. Dai, chi sta a pezzare da un capo? È meglio. Questo mettiamo due. Su con lei. Dai, questo vestitino è meglio che lo mettiamo da un capo perché già dopo ha fatto assai. Mettilo bello sistemato, eh? Minchia a caso, te l'hai pensato tu. Amone. Sono qua, oh! Questo mese siamo venuti a Tentone, basta però non ti sia. Sono qua. Va bene di una banna che ne va Sono qua. sempre. Se lo sape, noi da casa vaghiamo, noi con casa siamo... Sì, ma non mi interessa. Ah, sa mettere in panna, va sera. Sì, ma non mi interessa, passiamo una parola con me. Passiamo a parola non ti sia. Ah, per ragione, sono qua. Ma purtroppo lo sape come lo travaglio. Come? Vediamo... Si accontentassi 700 male. No, 400. Come 400? Sono... No. Ma sono qua, la se lo sape che da come travagliamo. No, questo mese sono 500. Sono qua, ha No, capito. sì, Ma io ho troppo spese. No, Dai per i picciotti. Vediamo il prossimo mese. Perché devi essere piccio, pissa sì. Lo prossimo mese vediamo, può essere che lo travaglio a me. Va a cirunare di piccio. Sono qua, ah come no. E 500 a me. Ma se lo sape che... Lo saluto. Lo saluto. Ai. Ma bella verità, si può campare più un paliamo. Gli fai il caffè? Non ti scuidare come se chiedesse che tu dai a dare 500 male. Ora ci penso io. Ma ci metti sto zucchero? Ci ho messo zucchero. Non ne potremo è. Amore,
Maestro Maleano. Per questo piccio, Grazie, grazie. non ti scuidare. Come se che già si fare da lì 500 mai. Sì, sì, Va bene? sì, sì. E ora io ci penso. Se Aspettava, Cas. che perché mi telefonassi? Ah sì, è stata cadere perché ti telefonava. Ah, ci telefonassi pure io? Cascetto, capito che fa, ma può recuperare la buzza. Ma Ma io guarda, l'avevo detto a te di fare la denuncia. A denunzia. Che già a casa riscondi sberratore. Ma scusami, io non riesco a capire una cosa. Perché tu ci hai telefonato a lui, ora ti fai recuperare la bozza o capito? Siccome io avevo un certo riscorso, quindi ti fa recuperare la bozza. Domani ti faccio sapere la bozza. Non ti rubare questa bozza, lascia notare... lasciamo da roba per il mentre io camminato, tutto insieme alla mascippale. A momento ne stava in ospedale, capisci? Tutte italiane. Non diciamo che sapeva E niente. ci fai le cose bella sistemate, va a telefono a chi tu, a fare, io me ne vai, perché già stai sentendo cavolo, ciao. Ma state la canticchia, perché te ne stai? Sta sentendo Paolo che sta sentendo. Stai sentendo? Come lo posso dire? Guarda, avanti. Sente qua, vedi che la cosa ancora non è arrivata. No, non può essere, perché apre una parte e queste cose non si coglionevano, Io l'affare non lo posso perdere con te. Niente. L'affare io non lo posso perdere e se una cantica non arriva a roba succede l'opera. Faccelo capire tu, va bene? Non ci vuoi dire. Anche se non è arrivata. No, perché d'acqua. Hai messo? Ciao. Buon saluto. Mamma non so volere. Oh, finalmente. Grazie a Hai nata che aspettavo, allora va a questo fare. tempo che a mezz'ora si faccia il traffico, cosa? E questo tempo per chi? Poi che fa? A posto? Ah sì. Lo posso dire? Sì. E quando era così, avete a telefonare, avete a fare perché se no queste sono cose che... Ah no, io sono raccontato. Non può essere così, ora ci penso io al telefono. Ah ma puoi darcelo, è un signore da cubano. Va bene ragazzi. Sente qua, vede che la cosa arrivò. Sì signor, sì. Ah, controllava tutto a posto, c'è tu qualche idea? Ora, io stavo intendo lì. Chi c'è? Antonino Barone. Lo cantante napoletano. Ma vede che Chidro è che spara con micchiate. E io posso tranquillare a gente cristiana. Vediamo cosa posso fare. Usare Gaspar, va bene, parliamo quando venga allora, va bene? Da saluto. Peppino! Nino! Da sede. Oh, grazie, c'è solo. Sentite qua, vado a fare un favore. Siccome ho telefonato, e al fare un favore a un amico. C'è da sapere che Antonino Barone avesse a cantare a San Giuseppe. Però non va a cantare. Così state attento per una cosa, che chi già vi spade poi date buono. E io me la paura, con chi non ne posso fare. Allora facciamo così, c'è dato già dalla fama, non c'è una avvertimento per via telefono. Sì, non lo sai, non c'è una lancia di linea. Ma state attento però, picciotte. Io, questa discussione, non ci voglio casa, perché qua è, non voglio valermi la paura. Diciamo che è iniziato la mossa.
Ok, Picciotto, mi raccomando, io stai partendo. Se che sa, quando sapete non mi avete a trovare, però... Ok, Ci pensiamo Mi noi. raccomando, Picciotto. Ciao. Stamattina. Oh, era proprio. Ah, tu sei figlio mio. Ciao. Ciao, che c'è? Fai cosa? Tu mi dai la borsa? Ah, bozza? Dai. Ma Piero Meresi? Pensiamo, ma mi pare Piero? Tutte cose ci sono, i documenti, l'ore, picciole. Maria, ma come fascista, tanto regista, ma tu fai tutte cose. Ora telefono a tuo frate. E cioè, tu ci fai tutte cose. Io sapevo che tu telefonavi. Che è? Io sono contenta, figlio mio, perciò ti voglio telefonare. Tutta storia assettata, che io sto facendo una pasta, ti mangia che c'è pasta con semola con me? No, mangiavo, sono sazio. Mangiaste, sicuro che mangiaste? Sì. Ma perché non puoi stare nella canticchia? Aria premore. Ah, è premore. Ora, queste picciole che ci sono nella borsa, c'è a fare un relato una volta, dove si va che sta suonando che è. Ma io sempre una cosa penso, piccerino, Nico, che ci fa? Non fa niente. E basta sazio, sto picciottietto. Ma quando mai, poi sente che quando mangiava picciolo, come lo gnacchino, posso dare pure a te. Quando mangia consueto, è per tutto. Sì, ma chi è ricco, sponnato, chi canta la canzone e si mette i meloni nella sacchietta. Io me lo nella sacchietta me ne metto a rischio. Io cammino tutta in nata a rischiarmi. Ma figlio mio, a mangiare a fare il suo dovere. O ricco no, a mangiare a fare il suo dovere e basta. Comunque io me ne voglio che è taglio che hai un impegno. Perciò ma mancate che caffè, niente Certe persone, caffè. no, sogno a posto. Che fa la spietta allora? Poi via, Quando poi la vieni? faccio sentire. Va Per via bene, lei. ti raccomando. Ciao. Guardate me ora, No, non giusto? sto ciao. Sono contenta con questa borsa, tu non lo puoi sapere. Specialmente per i documenti. Pronto? Pronto? Ma cos'è? Ma che sta dicendo? Che parla? Che è al telefono? Ma... Pronto? Sì, ciao Re. Vabbè, non ti preoccupare, sta calmo. Ma sarà qualche scherzo, qualche cosa. Comunque, dai che fai? Ne volevo fare solo al ristorante a Nececci. Ok?
Vabbè, ciao. C'era un traffico di muore nell'autostrada. A Savo Caspia. Vabbè. Ciao. Ciao, ciao. Perciò, Nino, che cos'è che ti preoccupa? Che mi preoccupa Mario? Tu non sai so come preoccupa a me. Nino, senta a me. Tu la festa la fare. Perché a fare fiore. E siccome è una festa che io ci tengo assai, tu la chiedi a fare. Perché hai un po' di tante feste? In quanto a telefonata, non ti preoccupare, che anche scuri pensa a notte non può fare. Mario ha famiglia e che sai pensa a mio figlio. No, ci pensato solo a tua figlia. Io non ci penso. Saccio, non ci è mai capitato queste cose. Sta gente non li conosco e nemmeno so chi sono. Non ti preoccupare, che io conosco. Conosco a tutti in Palermo io. E non posso immaginare quel caso. Ma farà la fiesta. Ma è feroce a me. Ma fare la fiesta. Ma perché che cos'è che non perisce? Non si ci possono mettere a quattro cristiani che stanno a Io che ci metto pure rece cristiano. Però tu non ti preoccupare. La reliquia ci sono io, sono contento. Che ti risponde? Facciamo la fiesta. La festa sa a fare. Ci tengo assai questa festa. Eppure che fosse una festa malacombinata, poi sa fare i suoi vecchiaretti. Facciamo la festa. Ma Sai, come Pico? non ti so questo ben capallino? Io non lo so, ho ricevuto una telefonata dicendomi che in quella festa non devo cantare. E ci sono problemi con me. Falla telefonare, che poi ci rispondiamo. Tu intanto va fatta la festa. Carate di te ci sogno io. Va bene. Voglio avere il piacere di presentarvi, gentilissimi signori, Antonino Paradona.
se tu mai sido dico un applauso al mio complesso, forza, forza, alla batteria mio figlio Gaetano, 12 anni. Venga ancora che canta, non ti preoccupare, sono che canna, passa un po' a scagliare. Capaccia faccio cantare la canzone. Se andai dove hai suonato, se andai diretto a la sovete. Se fare un petto su un di sei solo quei noi. Il minchia che sta facendo, passato che non è tempo non fatto. Perciò, tu eri tutto preoccupato. E chi poi è stato che la testa andallare, non vorresti che riceve per dare la suonata di Manaccia? Un turista a Manaccia e Manaccia, cami. Ma te lo vuoi tutta mano, capisci? Ho quindi tutta mano! Ah! Un furico, lascia! Vuoi tutta mano! Oh no! Oh no! Ho questa mano, come dico il mo! La statulare, la scappata, la statulare! Papà, che ti fece? Se coi note. E no, basta. Vedi che cosa si fece? Non ti scanta, non ti ti ho detto quel che era. E domani non hai gioinare domani. Non ti preoccupare, io conoscevo quel che era. Buono che canto. Vabbè, non ti preoccupare. Ma spero che io romana, all'aiba però. La testa è ancora dolorosa. La testa, mi sono tutto rotto. Quello te carabinieri. Non lo sanno che ha scherzato con il fuoco. Io non immaginavo che aveva successo una cosa chissà. Non è che cadeva usando questo quel nome. Chi sarà più danno, non ti era la essere morta. Aspettate, va più chiuso. Ma come chiede un anno con lei? Quando fai la questo? Con quello che ti vedi?
Fai così, ti annacchiate in capo con una patente di moina. Cacca a mano sta sblocchio e poi ti annacchiare. Per la voce fierce. No, per ora no. Devo riposare. Non c'è. Neino, tu a fare che tu ti trovo io, Neino. Un sogno in festa io, Neino. Da sei cominciato? Un poco. Non ti preoccupare, poi c'è un amico in night. Giuro. Ti fa male a capo. Lo so, non ti preoccupare, poi ci facciamo correre un corretto, non ti scappi. Ecco, ma tanto che bello. Non finisce il cavolo, scusa però. Ehi, ciao. Non me la cosa, ma non sai niente, non sa. Guarda che andrò per te stato da curare. Da curare? Ciao. Noi per un visto. Dove guai dimmi? No, non faccio niente. Dove guai dimmi? No, te fa no. Ah, da qua è comando. No, Un murisco. a me non sta Qua è comando. No, Qua è no, no. Qua è comando. Ma no. Qua è comando. Ho sufficiente, guarda. Dove cosa mando, capisci? Ah, non faccio niente. come non sai niente? Ma giuro cosa mando Non ci puoi stare, mi ha detto non ruciamo. Guarda che ci puoi. No, amici miei, dai. E tu non conosci quella che ti manda? Tanto sei ridotto, vedo. Soveto. Cioè, Stai dicendo la verità? sì, ti giuro. Sette dopo sono No. stato un po' con te è stata fatta. no, ti giuro. Guarda, davanti a scilla all'amico tuo. Soveto. E questo è il Soveto. Ma spero che io questo è il Soveto. In quella casa tu sei troppo sola tu, mi fai impazzire e ti telefono, non rispondo mai, mi manchi troppo sai, io voglio bene solamente a te e ti conosco perché te storta sei.
Ma dove sei stato tutto il giorno, Nino? Voleva stare una picchiatore. Ma perché mi risponde così arrabbiato? E ti rispondo arrabbiato, sono arrabbiato per i fatti miei, tu non lo sai perché sono arrabbiato. Ma non ci pensare, se ti viene l'impegno di andare a cantare, canti. Se non ti viene, stai con la famiglia. Avevo fatto la sogno troppo umoriato l'altro. Non ti preoccupare. Troppo. Mica andare a approfittare perché era nero. Mica perché sarà più danno, mica ci faceva un culo di stava. Oh, ma che è questo risposto? Ma che cosa hai sto parlare, Gaetano? La prossima volta parlerà così. Comunque io mi chiedo a cliccare perché io non mi sento più. Vado a riposare. Sono come? Ma da poter il proprio nuovo? Una parte da poter che da proprio nuovo. Però c'è l'avuto picciotto nuovo, che non va lei. E sta strugliando. Se entro Roma non paga, ci vai tu. Vabbè. Ecco! Sono qui, chiamano qua. Ecco! Va bene qua. Ma sta gente mi fa combattere a mia pazzamente. Ma io ora moriamo. Tieni che buono. Non sono qua, più qua. Scusa, E c'è la sogno male. aspetta un momento. Sono qua. Qua. Un certo Mario. Mario. Ah, fallo già. Ciao! Ciao, ma. Come stai? Assi. Che, come mai secco? Devo andare a trovare perché da questa a parlare. Ma parla. Non c'è problema. Pigliamo un bicchiere, stiamo a bere a mano. Vino, ma. Salute. A salute. Io non ne capo a parlare. Purtroppo c'è fondo scorso. Non so se tu volessi sapere, so che c'è stato bravo. Purtroppo c'è una telefonata a casa. È un minaccia. Poi la persona telefonava a me. A me mi pareva una fessarea. Qualcuno una magari l'aveva fatto per scherzo. E ho vicino a cantare. Tu sai, al limite che problemi hai. In sostanza appena finì di cantare, non te ne guarda. Comunque, non riuscivo a fottere a qualcuno e scappare. E poi io facevo la messa e non la chiamavo. E mi fece dire poi che un comandavo. E mi fece comandare un getto il suo vetro. Io non so se vede che accettano questo tanto frate.
Ma come? Questo discorso, mastro greco. No, io vado a capo a sapere qual è sotto vetro. Questo era mastro greco. Anzi, tutto questo. Non si trova la fine. Io lo so con le 9 settimane. E lo può fare sci. Mastro greco. Io mi volevo spiegarle, abbiamo avuto per sapere qual era il suo cristiano e base. Come? Quello ci cava la spiegato, a posto. Mastro greco. Quando vuoi? Lo so. No. Ho chiesto a me.
una pazzia, bella sei tu, una poesia, fatto guardare, non devi andare stasera. Bella sei tu, ti amo. Ai nostri informatori risulta che a quest'ora dovrebbe essere già a casa, perciò teniamoci pronti. Come sto? Come sto andando? Fallo sedere. Ada, un po' poco, Vai, amone. Buonasera. Ma cosa pettinata? Non facciamo. Una bella pettinata perché stasera sono in televisione. Una pettinata? A posto? Ok. Va bene? Ci vediamo. Ok. Ok, auguri, io bello. Davanti al televisore, ok? Ok. Mario! Ciao, ciao! Ya, come stai? Buono, dopo. Vedi, dai, vedi. Andiamo come? Buono. Che sei? Ehi, non avevo... Andrea, non ho ore. Già mi abbiamo avuto un letto. Ma io capivo. A questo lo ascolto tutti i pensieri. Perché vedi che problema è? Che fa ne potremmo risolvere? Ma non è che sul problema. Raga, mi vicino fare un savacchiato. E io sia, sto nei caputo mai niente. E che problema è, vero? Lo sai che Mario ti ha rispettato sempre. E qualche volta ti ha lavato pure di cuore. Mario, tu da me ti chiesto e la posso. Però ti voglio dire. Se esatta ruzzone qua. Ruzzone qua?
Mario, tu sai che io cozzo una cuola, non ci può scopare. Anzi, se ti dico una cosa, tu non ci credi. Guarda, bene, che c'è? Da parere pazzo, non ci sogno pazzo. Mia cos'è? Vabbè, allora. Di quando sogno mia, me ne avevo una tanta. Ti faccio vedere una cosa, perché a me, io piglio la vita come viene. Vedi? Tu mi hai lavato di guai, e tu a te da certo che tu ti stai dicendo io. Lo sai che mi fece fare? Mi fece fare un tiro di bozza. E che devo dare? E se ti dico a come, tu non ci credi. Ecco. Non vuoi sapere. Però se tu dico tu non ci credi. Se tu pensi che mi può morire, perché muore? A te lo posso dire perché mi ha lavato di guai. E perché te ne era la buzza a sua mazza. Tu immagini, a sua mazza. Ma chi sta dicendo, te? Ti pare sano a te. Vabbè, forse scherzavo, ma lo sai che scherza sia? Oppure magari appisiamo te. Vabbè, chi ti va perché chi si può bere? No, non me ne sì, vabbè. io piglio la vita come viene. Tutti chi si può bere. Non ci pensare che aveva, la salute, per. La salute. Grazie. Bravo, no. Va bene, ma poi la prossima volta ne parliamo. Ok, fammi tasare ne apro, non cacciate una parola. Super. Perciò allora come fai quello che c'è? Passate da questa canale mi asciugata, e poi tutto lo sa. Ma ho capito quello che è successo però, mi telefonarono, c'è troppo casino questa discussione. Perciò tornava a associare le chiove. Perché vuoi dire, per non pensare niente, per buttare un piscitello di cannuzza, vuoi dire, sta succedendo un manicomio. No, non ce vogliono da scusa, niente da fare, perciò, non c'è niente, perché chi so, vuoi dire, scatacciamo il nome, senza sapere né mangiare né vivere, e per 4 soldi noi andiamo a rovinare l'esistenza della vita. Non deve esistere, niente da fare, perciò io vi pago buono, e io voglio fare il travaglio per essere sistemato, non deve esistere più sulle scuse. Io vi pago profumatamente, voglio spadre conmigliate, non è con un pesce delle cannosa che non vanno la vita, ma campare di amici. Se come a casa come passato con un pezzetto buono, allora non so mettiamo sicuro. Va bene, Nino, non va a succedere più con questi chissì. Va bene, non so che... Ora io ancora ti pare capo, io ancora che con Matteo perché c'è un macello con questo piccottello che morì. Sta facendo senza acqua, e come? Ma un ciocchino che ha, ci sta facendo
che a me non muore sta cifra. E tu non ne esci. Cai in dollari ci vuole. Che fa da Rizz? Da Rizz. Mica avevo fottere con tutti i soldi suoi. Sono cosa? Ma la tua salire? Che c'è? Ah sì. Allora ti andato a curare. Sono cosa, stamattina si arriva a mare e se ne fa una traversa. Non aveva niente, traversa. C'è una specie di lavena e si incontrò con Pietro e gli era tornato Pietro e ci scasci tutto cosa, un scippo di tomate, cavolo, ma la cosa, non sono male cose. Comunque, a Pietro l'hai voluto sempre bene. Vedi che come mi ha ricambiato. Ora tu ti va a pigliare il picciotto e mi va a pigliare a mano e mi questo non la sera senza prendere manco un minuto di tempo. Va bene, sono come una storia. Però stai attento, non lo sottovalutare perché che dove non c'è. Appena tu vedi qualche emozione male, pigli un reverbero e c'è un po' di mocca e me la puoi subito. Sono una spermisce ieri e c'ho 3 giorni avanti. Tu sai a cosa che piglia. Vabbè, ma non si fa cosa. Vamo. Fare un monco. Grazie. Cosa c'è la tua frego passaggino? E stai questa ora? Domanda, una buona domanda. Ora lo vedo come vanno a me. Ma tanto a chi sono ora sei venuto? Senza fare fuoco perché da sparo un monco. Aspetta che ho questo questo. Chi dove prende mano? Bravo, picciò. Mario, ma quello è una tua parasta. Logo. Allora lo stesso che mi ha saputo via. Via fu fatto sopra di conto Pietro. Io te l'avevo detto a te, te l'avevo abbassata a te. Logo, perché ora ti interessi da frate? E proprio perché ora vi interessi mio frate ti trovo qua. Logo, ma non è una cosa. Ne vai stato alloggio quella che ne dicerà. Ci tiene a sapere. Visto come è buono non mi può dire. Fu io, fu. Fusto tu? Sì. E chi c'entra sotto vero? Ci fece fare la telefonata io. Lume picciotto. Ozzo vedo. Io se ne a cantare a San Giuseppe. Ustias. Fusto tu? Tu schiefato!
bravo, una cosa. Se fuori, sta a fare lo scatto di chi stanno attaccati. Tu sai se mi fai a fare lo scherzo che chi stanno attaccate, o senza chi stanno attaccate, o che ne vuoi bere, un tuo scuidaro passato. Tanto la pecora nevora per mia madre, è stato sempre io. Per mio frate, è stato sempre io. Io è un cantante, e io sogno che sogno. Oramai, sogna la pecora nevora. Ora tu, non ci puoi ricchiudere, mio frate, a lanciarci tutte cose, un riscosso che ti spiace a te. Ora tu a morire. E mio frate non sa niente. Parlano, a tuo fatto non ci guardare neanche, perché ci può dare la dita. Ma sai che non ci guardare neanche, perché quando si asciugare ma tutte volte, senza che la foto non soffrisse più, senza che la duvia tu sapesse neanche. Non ci puoi con me, perché sogno più grossi di te, e non ti faccio morire subito, perché ti fare soffrire una tecchiata, perciò. Buono. Allora, dove sta avanzando poi? Sono nuovi di per nessun motivo. Ora non mi ha che non so. Così è fatto. Comunque io tutte le canzoni già le musicavo tutte, già le ho in programma per cantarle nelle feste di piazza. Anzi, a proposito, mi telefonato compare e poi te la dire che dopo mi preparò tutto lo scorso da fuori, qualche 5-6 serate, come inizio, poi mi ha detto che c'è da lavorare continuamente, quindi poi te la dire. Ma mi sta sentendo? Vai, vai. Ti senti male, ti senti? No, è un po' irriti, sono due che non a posto. No, perché ti viene che da salonare? Magari mi senti a fare cose. Va bene, io me ne vado. Perché domani fai? Come la faccio? Perché i 5 e mezza fai per l'aereo. Non è 4 Io lo ganci. Una sera proprio pesce rosso si mangia il pesce nero. Nino! E qua!